L'avevamo sentita quando era ricoverata in ospedale e l'abbiamo raggiunta ora che è stata dimessa. Si tratta della signora Anna, aveva contratto il coronavirus, ora è tornata a casa, ma la sua vita non è ancora quella di prima. Sentiamo perché. Mi hanno dimesso perché sono sintomatica, però quando sono uscita ho chiesto potrei riprenderlo, mi hanno detto non lo sappiamo, quindi dopo 10 giorni di ospedale io preferisco fare anche un'altra settimana se necessario a casa per star tranquilla io e per gli altri anche chiaramente. Quasi 2 settimane di ospedale, martedì scorso il rientro a casa. La signora Anna, il nome è di fantasia per tutelarne la riservatezza, è stata una dei pazienti affetti da coronavirus ricoverati a Padova, nel reparto di malattie infettive. L'avevamo raggiunta al telefono finché era in ospedale. Aveva tosse, poi diventata bronchite. Ora sta meglio, dice. Il peggio è passato. Non per suo padre, però, che era in stanza con lei ed è ancora in cura. Abita vicino a Vo, dove ha un'attività economica, e lì sta anche la madre. Ora aspetta, come tutti, di capire che cosa succederà. Io credo che bisognava fin dall'inizio, nel momento in cui è arrivato questo coronavirus, prendere delle misure un po' più drastiche. Dopo io però non voglio criticare perché non credo sia facile decidere, un po' il timore c'è ancora, ma io mi auguro che passi e mi auguro di tornare alla vita di prima. Mi auguro che mio papà torni a casa, che stia bene. Poi il resto viene tutto da sé sicuramente. Ritorneremo alla vita di prima.